Comunque questo è il reparto, no, guardate, malattie infettive. 5 minuti e 48 di video, lui intruso in un ospedale in un momento così delicato per la nostra sanità, che si erge al fiere della verità, girandosi con chissà quale titolo tra i corridoi. Il video è circolato su Facebook ed è stato condiviso da quasi 500 persone. Un fatto gravissimo, uno schiaffo al lavoro di medici e infermieri che da mesi stanno lavorando incessantemente per curare e in molti casi salvare tutti i pazienti Covid e non solo. Vergognoso l'ha definito il sindaco Conte, un gesto che penalmente costerà caro al suo autore, contro il quale sia il primo cittadino che il direttore generale Francesco Benazzi hanno già annunciato querela. Le immagini mostrano il parcheggio e l'ingresso del padiglione di malattie infettive, ritraggono corridoi e sale d'attesa in cui da settimane è vietato l'accesso. L'autore di questo video è un bugiardo e un falso, un ipocrita. Abbiamo intenzione di querelarlo e andremo a querelare anche tutti coloro che diffonderanno questo video fasullo. La gente sta lavorando, i nostri operatori nelle corsie, sono stanchi, continuano a tenere alta la guardia perché sanno benissimo che siamo in un'ondata di piena per quanto riguarda il virus. Le persone che sono ricoverate stanno soffrendo, stanno male, queste persone devono avere rispetto. Io come comune ho intenzione di querelare, immettere nella rete dei video come quelli delle vere e proprie fake news o meglio dette in Veneto delle balle colossali sono dannose che fanno sprecare energia alle istituzioni che in questo momento dovrebbero esclusivamente preoccuparsi della tutela della salute.